non solo sardo ma nazione. Allora, sul discorso della rosa, rispondo a questa domanda dei giocatori della rosa lo scorso anno. Allora stiamo valuteremo insieme al mister quali ragazzi eventualmente possono essere funzionali al nostro progetto, tenendo conto che siamo in una categoria completamente diversa. Quest'anno la seconda divisione è forse più di una C1, è il primo anno che nella storia del calcio in 8 vincono il campionato e 9 retrocedono, cioè non c'è la via di mezzo, e quindi da qui la necessità di fare una squadra che sia altamente competitiva, cioè all'altezza, che raggiunga l'obiettivo che chiaramente la società si è prefissata. Ci sono dei ragazzi che assolutamente possono essere funzionali al progetto, valuteremo insieme appunto al mister, all'amministratore delegato alla società, quali ragazzi appunto possono essere funzionali. Sul resto ci stiamo muovendo, ecco, anche su... ma non si rischia con tutte queste valutazioni, che tutto questo tempo... Non siamo avanti sulle valutazioni, voglio dire, non c'è bisogno ogni volta per ogni valutazione fare delle dichiarazioni. No, nel senso del tempo io poi tra l'altro sta passando, nel senso. Voglio dire, tra l'altro io in questo sono abbastanza avvantaggiato, perché la metà dei giocatori che sono dell'attuale rosa li ho avuti negli anni nelle squadre, insomma, che ho diretto, quindi conosco il valore di ogni giocatore. Insieme al mister, insieme all'amministratore sapremo quali eventualmente giocatori confermare. Una domanda per la società e una per la società, chiedo di conoscere i termini del contratto con l'allenatore, perlomeno in termini di durata, e invece da dire il tempo passa, il calcio cambia, si cresce anche come allenatori. Come è il suo gioco adesso, qual è il suo calcio rispetto a quello che abbiamo già conosciuto prima? Prego. Quando si costruisce una squadra in questa categoria, si costruisce una squadra e soprattutto questo anno andando a trovare dei giocatori fino a un certo limite di età, e quindi già questo è un handicap. È un handicap per andare a ritrovare tutte quelle persone che uno vorrebbe. Ci siamo previsti un modulo, o meglio, mi sono previsto un modulo, però dobbiamo vedere le caratteristiche di questi giocatori che andiamo a vedere, perché se io mi prefiggo di giocare con 3 attaccanti, quindi con uno centrale e 2 esterni, però ho 2 attaccanti bravi che mi garantiscono tanti gol, io devo rivedere quelle che sono le mie teorie iniziali. Penso che nel calcio, e quindi nella progressione del calcio, non c'è un modulo. Ci sono i moduli, ma i moduli non sono vincenti o determinanti, perché hanno vinto tutti con qualsiasi modulo. E quindi se abbiamo visto, e parlo per ultimo, la nazionale, quindi parliamo del top dell'allenatore in Italia, e quindi ha cambiato velocemente a seconda dei giocatori che aveva, per le caratteristiche ma soprattutto per gli infortuni.